Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, siamo su MotoGP 19, siamo in Austria e siamo terzi in griglia. Gomma anteriore S, gomma posteriore H, soft hard. Andiamo. Vai, partenza. Come sempre di merda. Ma le partenze cubendiane hanno scritto pagine indimenticable. Ok. Dai, siamo settimi, potevamo perdere di... Guarda, è andata anche bene. È andata discretamente bene. Il problema dell'Austria sono le due curve lente iniziali che proprio le prendo di merda. Per quanto la qualifica è andata anche bene, cioè, io non so più che fare sinceramente. Siamo decimi, vabbè. Tira fuori il gambino, ma serve a poco. Mamma mia che rischio. Crash o crash o crush di Remano Fenati. Dai che c'è Luciano, superiamo Luciano Vietto. Perché la seconda parte è dove recupero di solito. Cirebolino si è preso tutto il circuito. Vedi anche loro, però se possono fare le sporcate le fanno. Molto good. Ok, siamo quarti per il momento, siamo in obiettivo scuderia, ma manca ancora leggermente. Ecco qua i veri problemi. Madonna del Signore. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio ragazzi, qua rischio veramente di andarmene a fanculo. Freno troppo, c'è poco da fare. Ma non ho, cioè, il problema è che, ve lo giuro, se freno leggermente dopo vado lunghissimo, cioè... Quello è il vero problema, solo che se passiamo da quarti a ottavi, cioè, è un po' pesante. È un po' pesante. Guarda, guarda, guarda. Lungo, perso tutto, oddio. Madonna di Dio. Che nervi. Ero quarto. Non dico tranquillo, ma ero quarto. Adesso riprendiamoci le posizioni di rabbia. E di qua recupero. La seconda parte di tracciato recupero, però purtroppo c'è anche la prima. Qua vabbè, se non vado lungo non sono io. Ok. Abbiamo il final lap comendiano, sarà molto importante. Giriamo 9 decimi più lenti del primo, ma... Ah, ma c'è qualcosa che non va al joystick, c'è non freno, ok? Va bene. Tutto regolare, tutto nella norma. Niente, si vede che MotoGP è cambiato ma in peggio per me, perché una volta veramente era un gioco per me incredibile, a livello massimo, senza nessun tipo di aiuto, andavo come un treno. Adesso faccio fatica a stare in pista. Non lo so. Fuori dalla top 5, che bello. In questa curva proprio non mi viene. In qualifica fatta perfetta. Va bene boss. Il gioco e il boss comanda lui. Se il gioco dice così vuol dire che il Kuma ha dei seri problemi.
Dopo magicamente, a parte qua che vabbè, ultimo giro chiaramente mi bloccano, recupero magicamente posizioni. Sì, i piloti sembrano andare a 2 all'ora. Vabbè dai, almeno nono. Però, che delusione Vince Antonelli, complimenti a lui. Ottavo posto, top 5 mancata. Mentre i piloti completano il classico giro d'onore, andiamo a vedere la classifica Ciao. finale. Siamo sesti nel mondiale, questo è importante. Antonelli sta dominando, sì. Vabbè raga, andiamo pole position a Silverstone e si gode, ma tanto lo problema quello saremo 20esimi. Tutto ormai sembra pronto. Sì, perché il palco chiuso comincia a popolarsi, no? Sì, non comincia a popolare. 3, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano Dai, decisamente i favoriti. ha fatto veramente pioggia. Vabbè, io metterei soft. Ha fatto pioggia, diluvio in tutte le prove di tra qualifica e prove libere. Vai. Vai. Dopo la prima curva io prevedo un 99esimo posto. E dai, siamo settimi, solo 7 posizioni perse. Oh my god. Signori, it's incredible. La Cops. Grande la Cops. No. Ma non puoi subito sbagliare così, però. Madonna. Cazzo, ho fatto una qualifica dove ho veramente dominato. Silverstone è una gara che è diventata veramente favorevole, eh. Guarda come li bruciamo. Boh. Tutto così curioso. Ciao Cabaret, ciao Caba. Gli alti e bassi comediani sono veramente storici. Lotta pura. Almeno il podio lo voglio, eh. Lotta con Cabaret, mamma mia che duello. Ok. Adesso proviamo a fare una fughetta. Dai cazzo, voglio un'altra vittoria. La pretendo sinceramente. No. Molto lungo qua. E riperdiamo la posizione. Tanti errori, troppi errori. Però torniamo davanti. Questa sembra una gara favorevole. Sinceramente, speriamo bene. Mamma mia cane, Cabaret signori. Non ci credo. 2 decimi di penalità, non che credo. Mi becco anche la penalità. Bootcut, adesso devo fare veramente bene perché dici, madonna, ma che sfiga, oh, manca la penalità, guarda bene. Sta capitando di tutto. Dopo sta gara posso migliorare il telaio, speriamo di avere una miglior maneggevolezza della moto perché si fa troppa fatica. Perché se non sbagliamo la vinciamo, cazzo. Nonostante la penalità. Cabaret vicino però, puttana. Anche la penalità mi devo prendere. Anche la penalità. Ma ci mancava. Beffa atroce. Una delle classiche beffe atroci comendiane. Rischio di perdere anche il podio. Molto good.
Oh, ma il problema è che ho delle curve dove guadagno anche veramente troppo e altre dove faccio cagare. Però con sta spara di Damocle della penalità. Se voglio vincere devo fare un terzo giro, un final lap perfetto, guadagnare quello che serve. Ok. Tensione alle stelle, fioi. Per una gara nelle mie mani, che però una penalità non mi dà la sicurezza. Penalità che non ho capito sinceramente. Ok, tanti sorpassi comunque dietro. Ok, inizia il final lap e fastest. Il vantaggio in questo momento c'è ed è anche buono. Dai che se il parco chiuso comincia a popolarsi abbiamo chance. 7 decimi di vantaggio non è molto. Non è molto. Però è sufficiente. Attenzione perché le gomme stanno partendo, giustamente doppio soft. Però cazzo dai, la temperatura è bassa, cioè. Gara non facile. Cioè, o quantomeno la sto dominando adesso, però basta un errore, anche se taglio il traguardo prima potrei non vincere, che sarebbe il death. 1,4 di vantaggio, 1,4 di vantaggio. Ti prego non far cappelle nell'ultimo minuto e mezzo. Ecco no, la curva di merda. Non la prendo benissimo. Ok. Dai che voglio fare una vittoria in solitaria. 1,5 da Cabare, perdo 2 decimi da Cabare. Ma questa è la mia gara. È la nuova Catalogna, fioi. E vaffancuore, sinceramente, vaffancuore. Questa sarà la rinascita del Cume. Da qua, lo so, inizierà un nuovo Championship. Nonostante la penalità, nonostante tutto, Veneziano porta a casa la sua seconda vittoria stagionale. Ed è una vittoria fondamentale. Oh yes, oh yes, oh yes. Grandissimi. Ecco, si popola. E siamo sesti nel mondiale, molto bene. Grandi cazzo. Questa vittoria è il vero coronamento di Guardalo, bello come il sole di notte. il team continua a lavorare così per gli avversari sarà davvero difficile. Ah, ma com'è? Siamo anche prima guida, bene. Bene, bene, bene. Vabbè, ma ormai, onestamente, ho sviluppato la moto e tutto. Boh. Guarda che poi il mio team, no, ma sono uguali. Ma chi se ne frega? Stiamo qua. Ok. Raga, sotto il comandone veneziano. Ci siamo. Ciao!